giorno dell'Ascensione, sul colle della Pieve di San Pietro di Zuglio, si riuniscono le croci delle comunità della vallata per incontrare la croce della loro pieve matrice. Questo sostanzialmente, ridotto ai termini minimi, è quello che è il rito del bacio delle croci. Le croci riunite vengono chiamate in un ordine prestabilito e duraturo nel tempo e si inchinano baciando la croce madre, quella vera e propria, la principale, quella della chiesa di San Pietro di Zuglio, quella del colle che sovrasta l'abitato di Zuglio. Le croci partono da ciascun paese della vallata del But, sostanzialmente, concluse le erogazioni, e arrivano a Zuglio. Perché tutto ciò? Perché le erogazioni servono sostanzialmente a lustrare, a rendere certo, sicuro, fecondo il territorio di ciascun villaggio. E attraverso questa operazione bisogna, per concluderla per bene in quel contesto, bisogna raggiungere la chiesa dalla quale tutte queste comunità provengono, tutte queste croci nascono e crescono, e ringraziarla, omaggiarla, inchinandosi a lei, baciandola e facendo proprio un atto di sottomissione e nel contempo di alleanza filiale, il bacio della madre al figlio. Ora, per farlo a dovere, soprattutto negli ultimi anni, le croci vengono addobbate da nastri colorati che in tanti casi possono avere dei significati puntuali e precisi, solitamente portate però dagli uomini e addobbate dalle donne. Si raccolgono un tempo nel cimitero che ancora circonda la pieve, oppure nella chiesa di Santa Maria che sta poco sotto la pieve stessa, ora nel cosiddetto Prat da Vincule, e attendono la loro chiamata. In quel frangente lì le croci rispondono alla chiamata, avanzano, si piegano alla volere della croce madre e la toccano. Questo è il significato intrinseco del bacio della croce. Ora, l'universo dei nastri colorati che addobbano tutte le croci, fuorché quella di piano d'arta, per antico privilegio, queste sono simboli e segni più propri dell'universo dell'abbigliamento tradizionale femminile e anche maschile. Si pensi soltanto ai cappelli addobbati e con questi accessori dei nastri colorati, e soprattutto all'ambito vestimentario di festa, per cui le croci di fatto sono al pari dei vestiti di festa addobbate. Così ciascuna famiglia rappresentata da almeno un rappresentante della comunità che porta la croce per quella comunità sul Prat da Vincule a Giui il dì d'Ascense è di fatto un legame non soltanto filiale ma anche matrimoniale.